Adesso? Era un trucco. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Io vi ringrazio per essere qui questa sera, è un appuntamento importante. Per me è la seconda volta che intervengo in una serata con Indipendenza Veneta. Sono serate costruttive, di impegno comune verso quello che è diciamo il diritto al voto in questo caso. Il nome della serata è perfetto secondo me, che poi è l'impegno di entrambe le parti, sia la parte di Indipendenza Veneta che la parte del Movimento 5 Stelle. Perché si chiama diritto al voto? Beh, è abbastanza semplice. Voi sapete perfettamente che il Movimento 5 Stelle fa dell'utilizzo del referendum uno strumento chiave, uno strumento che diventa fondamentale per far sì che vi sia la partecipazione dei cittadini all'interno delle volontà politiche e all'interno delle volontà istituzionali. Questo è sancito dalla Costituzione chiaramente. Vi sono però delle difficoltà che intervengono quando ci troviamo praticamente all'interno di governi o di volontà politiche che sono opposte all'utilizzo del referendum. Io già l'altra volta ho indicato il nostro percorso che abbiamo utilizzato all'interno della formazione delle liste per le regionali, all'interno delle formazioni delle liste del Parlamento, che è sempre una volontà dal basso verso l'alto, per dare effettiva possibilità ai cittadini di poter intervenire dando una chiara possibilità di indicazione di chi preferiscono la guida di un paese o di chi preferiscono o di quale legge poi preferiscono per poter indirizzare gli atti parlamentari. Durante le ultime riforme costituzionali, ad esempio, abbiamo lavorato estremamente sia in commissione sia all'interno dell'aula parlamentare per poter fare una modifica all'interno dei referendum, perché i referendum potessero avere il quorum zero. Cosa vuol dire questo? Che non è necessario avere il quorum, che oggi è indicato appunto del 50% più 1 degli aventi diritto, perché il referendum stesso sia valido. Questa è un'applicazione diretta di quello che è per noi il diritto al voto. Chiaramente vogliamo innalzare leggermente la quota delle 500.000 firme oggi necessarie per chiedere appunto un referendum. Così come anche i cittadini possono migliorare la loro presenza all'interno del Parlamento attraverso un diritto diverso che è il diritto di legge popolare. Questo io credo che sia molto probabilmente l'elemento chiave che accomuna sia la volontà da parte di Indipendenza Veneta che quello del Movimento 5 Stelle di accogliere la possibilità e la volontà della cittadinanza. In tutto questo, nell'altra volta già abbiamo parlato della situazione dei due referendum, il referendum appunto 15 e il referendum della legge 15 e della legge 16 per quanto riguarda appunto la volontà di autodeterminazione del popolo veneto sia la volontà dell'autonomia. In quella circostanza abbiamo condiviso insieme un percorso che è diverso nel finale. Diciamo subito qual è il finale, chiaramente la volontà di voi tutti è l'indipendenza del Veneto, dall'altra parte noi invece crediamo, e vi parlo subito in maniera chiara così mettiamo in chiaro le nostre carte, noi invece riteniamo l'articolo 5 della Costituzione un articolo fondamentale. In questo la visione per certi versi si può separare. Dall'altra il Movimento 5 Stelle invece, se fosse in Regione Veneto, così come se fosse all'interno del governo del Paese, accetta che vengano fatti i referendum, sia il referendum appunto sull'autodeterminazione che il referendum sull'autonomia. Diventano dei referendum importanti, perché è un modo per consultare il popolo. Il popolo in questo modo chiarisce una posizione, appunto il referendum è consultivo, e un governo ad esempio del Movimento 5 Stelle, prenderebbe in considerazione la volontà del popolo veneto, dei cittadini veneti. E questo porterebbe, a nostro parere, ad una visione più chiara di quello che sono le competenze regionali, o le competenze date ad una macro area, va bene, che è più vicina alla nostra volontà, una visione con macro regioni, una volontà in cui vi sia finalmente gli Stati Uniti d'Italia e nella quale all'interno di questi Stati Uniti d'Italia che assumono diciamo una valenza simile alla Svizzera, vi sia una profonda partecipazione dei cittadini attraverso referendum consultivi all'interno delle decisioni di quella macro area. Questa è la nostra volontà, è l'accettazione del referendum. Che cos'è che avete voi in questo momento invece? Avete davanti sia un governatore, Luca Zaia, che ha per certi versi accettato di poter fare referendum, ma dall'altra non ha portato avanti le istanze del popolo veneto, in quanto ci troviamo appunto nella situazione che anche se il governo Renzi, come poi ha fatto in agosto, ha portato davanti alla Corte Costituzionale il referendum per farlo chiaramente bocciare,
non ha avuto il coraggio comunque di portare avanti 2 referendum, visto che ne aveva comunque questa possibilità. Da una parte quindi c'è un governo del PD che ha chiaramente voluto bocciare la possibilità di poter eseguire questi 2 referendum, dall'altra vi è la volontà, vi è stata l'azione di una regione guidata appunto da Luca Zaia, che non ha permesso l'attuazione comunque, fino a quando vi fosse stata la decisione da parte della Corte Costituzionale, la decisione di poter fare un referendum comunque nella quale si sarebbe espresso comunque la volontà del popolo veneto, e anche se alla fine la Corte Costituzionale avesse bocciato il referendum, noi tutti avremmo comunque potuto capire qual è l'indirizzo del popolo. Noi avremmo fatto fare il referendum e avremmo dato la possibilità di espressione e capito esattamente che cosa intendeva il popolo veneto, e da questo punto di vista avuto anche un indirizzo politico nelle cose da fare. Chiaramente noi vediamo di più una macroregione. Beppe Grillo ve l'ha detto anche durante le europee scorse a Treviso, ne abbiamo parlato all'interno appunto di Padova, quando appunto è venuto in un'altra serata, di quanto fosse importante appunto il concetto di autodeterminazione, ma dall'altra parte di quanto la Costituzione sia presente in questo Paese e vi sia un articolo 5 che determina un'Italia indivisibile. Io so che queste cose qua normalmente non vengono dette in una sala come questa. Si viene a fare il populista, si viene a dire indipendenza per tutti. E invece mi prendo una responsabilità grande, che è quella di dare una linea politica. Ed è la nostra linea politica di maggiore autonomia al territorio, di macro aree, di macro regione, di uno Stati Uniti d'Italia, di un federalismo vero, di una volontà di poter chiaramente dare delle autonomie di governo locale a regioni, come ad esempio il Veneto, o a chi poi richiede questo, come abbiamo fatto anche durante le votazioni all'interno delle riforme costituzionali. Io voglio ricordare a tutti che noi siamo l'unico movimento politico che è presente in tutte le regioni d'Italia, quindi non è che fa populismo semplicemente perché è presente al nord e non al sud, e durante le riforme costituzionali, a differenza della bocciatura fatta dal governo, agli emendamenti della Lega che indicavano l'autonomia per la Lombardia, l'autonomia per il Piemonte, l'autonomia per il Veneto, abbiamo detto di sì. Gli altri lo hanno bocciato. E perché abbiamo detto di sì? Perché l'autonomia del Veneto vale anche per l'autonomia della Puglia e per chiunque altro voglia avere un'autonomia in questo paese. Quindi la nostra visione è appunto nei confronti di forti autonomie locali, divise con delle zone diverse, probabilmente un Triveneto unito, e divise appunto per macro aree. Questo per darvi un'indicazione di quello che è la nostra visione e di quello che è appunto l'importanza del diritto del voto, che non deve essere assolutamente bocciata da parte né di un governo, e ci vuole il coraggio da parte degli amministratori locali che in questo momento amministrano una regione e che devono dare il proprio contributo perché il popolo possa esprimersi. Questo è appunto la nostra visione, e credo che sia atto dovuto avere chiarezza nei vostri confronti e vi sia la volontà di poter venire qua a testa alta, come appunto anche l'altra volta, di spiegare un concetto che per noi è fondamentale, qual è l'importanza del diritto di voto. Grazie.